Sì, in effetti devo dire che i miei dubbi e le mie paure, perplessità o diffidenze che avevo, che ho avuto come FLMUQ in un anno e passa di situazione molto conflittuale, no? All'interno del nostro sindacato, di uno scontro fra dirigenze dove c'era chi, anche come me, non capiva perché avveniva tutto questo. Dopo tutto questo io comunque dico subito in premessa che questa assemblea, questa partecipazione, questi interventi, il livello qualitativo degli interventi, la presenza di tante realtà lavorative, di categorie e anche di realtà che non sono strettamente sindacali è una grande cosa, veramente buona. Io sono molto contenta di essere qui e di avere insieme a voi, a tutti voi, fare questa operazione di unificazione che ho constatato personalmente, come tutte voi, come tutti voi, che effettivamente non è precostituita, non voleva, diciamo in qualche modo, impossessarsi del sindacato comune, e che quindi rappresentava in qualche modo uno scippo e anche una prevalenza del sindacato maggiore come l'RDB, no? Perché questa cosa qui è stata una cosa che ci ha fatto soffrire, ne abbiamo discusso soprattutto da parte dell'FLMU e di altre organizzazioni sindacali che fanno parte della CUP e delle quali una parte non sono rappresentative, diciamo, numericamente, non sono altamente rappresentative numericamente, ma sono molto importanti come realtà, oggi non ci sono. Ma io sono convinta che, visto che già qua abbiamo visto partecipare una parte di noi dell'FLMU, che altri che volevano partecipare dubbiosi non sono venuti, ma hanno intenzione di starci in questo progetto della CUB. Sappiamo che in realtà tipo Napoli, tipo Firenze, tipo Torino, insomma, hanno intenzione di venire in questo progetto, e anche le altre organizzazioni come il SACA che ha partecipato, o altre come Poste, eccetera, secondo me stanno guardando, stanno cercando di capire. Dopo queste giornate penso che si renderanno conto di quanto sia stata grande questa cosa e di quello che significa, no? Quindi proprio fare parlare tutti noi, perché abbiamo bisogno di capirci, di conoscerci, e secondo me qui ci rendiamo conto, anche come diceva prima Bernocchi, che effettivamente siamo una realtà in questo paese importantissima, perché è una delle poche realtà, insieme alle altre realtà della società, sono i blocchi metropolitani o i centri sociali o gruppi di immigrati eccetera, che stanno reagendo in questa situazione gravissima di scontro sociale, di attacco ai diritti e a tutti quanti, di un continuo aumento di quello che è la destra in questo paese, ma soprattutto nella testa della gente, che questa è veramente una cosa gravissima. Noi facciamo un'attività e anche una cultura di sinistra, tipo sindacale, sociale, molto differenziate, quindi abbiamo una grande difficoltà sempre più a farla questa attività. Però siccome poi vediamo che la gente ha i bisogni e che fa presto a cadere nel vuoto, no? A perdere il posto di lavoro, a non avere i soldi per pagare il mutuo, a non avere la casa, chi può trovare dopo per poter portare avanti le proprie lotte? Chi? Noi, e che non siamo moltissimi, e che però proponiamo sempre comunque a chi viene con noi di lavorare insieme per auto-organizzarsi, quindi di non fare mai delle lotte dove c'è un gruppo dirigente che comanda e che ti dice devi fare questo, ma che tu come organizzazione, come persona, come sindacato, come realtà lavorativa devi prendere la consapevolezza del tuo problema, della tua lotta, esaminarla e cominciare a lottare contando su di te.
non con diciamo una delega che abbiamo capito che ha lasciato spazio perché altri abbiano appunto preso in mano delle situazioni e peggiorato le condizioni di chi pensava, beh, con questi qui le risolvo, no? Io credo che questo, se noi continuiamo a vivere e a crescere così in questo modo, potrà essere l'unico appiglio in questo paese perché ci sia una ripresa del conflitto e di lotta, perché su questo, già come ci diceva Vasapollo nel suo bellissimo intervento, lui ci ha spiegato, insomma, praticamente il capitalismo non è che ha mai una ragione, no? Noi pensiamo che vabbè, adesso qui non distruggeranno il lavoro perché poi il lavoro non interessa, non distruggeranno i nostri salari, non ce li toglieranno del tutto perché poi noi dobbiamo consumare, non ci faranno diventare disperati perché altrimenti tutta una massa di gente insoddisfatta si ribellerà e quindi si fermeranno a un certo punto, no? Faranno qualcosa che non sarà disastroso. Non è vero, non è vero, lo fanno, perché i capitalisti non sono un gruppo organizzato come noi che guarda un obiettivo comune lontano, no, ognuno di loro pensa a sé, loro veramente hanno la cultura del cogli l'attimo, perché se non guadagno io adesso, in questo momento, guadagni tu che sei vicino a me e sei un altro padrone, che quindi devo guadagnare io non farò mai niente che possa costruire qualcosa, prenderò e basta. Questo è vero, è questo. Quindi noi in una situazione come questa l'unica cosa che possiamo fare è vedere quali sono i problemi, le mistificazioni, le cose da affrontare e lottarci contro. Cioè noi non possiamo mediare perché la mediazione in questo momento ci ha insegnato proprio perché i sindacati confederali la fanno, abbiamo visto come va a finire, che non porta sicuramente alla soluzione del problema. Detto questo, scusate, non voglio farla lunga perché è molto bello, abbiamo molte cose da dire, ma poi ci lasciamo andare perché questa platea dà molta soddisfazione, quindi è bello poter parlare, poter confrontarsi. Quindi io che ho condiviso tanti interventi precedenti volevo puntualizzare due cose. Nella costituzione di questo sindacato che andremo a fare, secondo me dovremo stare, come abbiamo fatto fino adesso, stare molto attenti alle nostre storie, cercare quindi di far sì che appunto altri sindacati come SDL eccetera, COBAS possano entrare in questa nuova organizzazione che si va a costituire e dovremo discutere anche di come e di cosa fare, perché io devo dirlo qui, ho sentito dire poco, ma la firma del contratto per l'Italia secondo me è stata una cosa gravissima, cioè su questo noi dovremo discutere, perché lì hanno fatto una cosa dove con l'articolo 2112 hanno eliminato tutto quello che era la contrattazione precedente, hanno licenziato tutti e li hanno riassunti con delle modalità barbare, le donne non sono state assunte con la scusa che dovevano terminare il periodo di maternità o di congedo parentale, chi aveva dei problemi di handicap o di assistenza di handicap lo stesso, per non assumere, per non farsi carico di queste persone che avevano dei diritti sacrosanti e li hanno eliminati. Cioè la situazione, l'azienda in Italia sta andando malissimo, però lì loro, i padroni insieme al governo, hanno fatto un'operazione che è quella di eliminare il contratto, tutti i diritti dei lavoratori e soprattutto hanno fatto sì che una compagnia, diciamo, si sia ricostituita un'azienda che prende solo gli utili e tutti i debiti sono a carico dello Stato. Stanno facendo la stessa cosa con la Fiat, ha fatto scuola quella cosa lì, Nella Fiat sta succedendo esattamente lo stesso. In America Obama, voglio dire, ha copiato questa cosa con l'avvento appunto con l'entrata della Fiat nella Chrysler, dove anche lì hanno stabilito che la bad company, cioè l'azienda statale, si prende tutti i debiti e l'azienda nuova che si va a costituire con Fiat dentro e con il sindacato, il fondo pensione dei sindacati dentro, parta senza debiti, solo che l'Aula un po' più furbo ha detto però qui comandiamo anche noi come Stato, mentre in questo paese non è stato fatto neanche questo.